645 spettatori al Bentegodi per questo match di Coppa Italia, il Chievo che affronta il Frosinone nei 16esimi di finale, Chievo che vince 2-0 e approda agli ottavi e in gennaio affronterà la Fiorentina in gara unica. Un Chievo, come vediamo, in una formazione un po' rimaneggiata ma con anche tanti titolari. Ritorna Rigoni al centrocampo, c'è Pinzi sulla linea mediana, c'è Anine nel ruolo di trequartista, ci sono anche i sostenitori giallo-blu del North Side e anche quelli del Frosinone. Il Chievo parte subito forte, il cross di Pinzi, vedete Granoce in attacco in coppia con Bogdani e un Mimmo Di Carlo anche molto elegante. La prima offensiva giallo-blu, il Chievo ha vinto col merito, non è stata una bellissima partita soprattutto nel secondo tempo, ma non sono mancate le occasioni, come in questo caso Anine il destro ribattuto e poi Granoce che non riesce a deviare in rete. Si fa vedere anche il Frosinone, il cross dalla sinistra, Santoruvo prova ad andare in anticipo e non trova la porta, il cross di Luciano, Bogdani viene anticipato dal limite, il tentativo di Pinzi, pallone svirgolato ma non è finita perché Pinzi riesce a ribattere ancora il pallone, Granoce che non trova la porta, o meglio trova il portiere che va a bloccare ancora il Chievo. Sardo ha giocato una buona gara sulla destra dando buone indicazioni a Mimmo Di Carlo, il pallone per Luciano, poi dal vertice destro a Pinzi, ancora Lucio che potrebbe mettere dentro, ecco il cross basso, Anine non trova il buon impatto con il pallone che svirgola un po', peccato, era una bellissima occasione. Poi ancora il Chievo, il cross dentro di Luciano, attenzione qui siamo nei minuti finali del primo tempo, guardate Anine che sinistro e che gol, lui che destro di piede va a segnare un Eurogol e il Chievo si porta in vantaggio in chiusura di primo tempo. Rivediamo ancora il gol di Anine, la sua prodezza di sinistro merita un terzo rallenti. E con le immagini andiamo in anzi se è ancora tempo per un'altra azione, il cross di Bogdani, Luciano che non arriva su questo pallone. Siamo in chiusura del primo tempo, con le immagini andiamo all'inizio della ripresa con Bogdani ancora titolare con la solita maschera protettiva che crea qualche problema anche al medico sociale De Vita che subito non arrivava alla testa di Bogdani, poi ha detto scusa piegati un attimo che ti sistemo io. Ecco qui Bogdani pronto a prendere il suo posto al centro dell'attacco giallo-blu. Non sono arrivate grandi indicazioni dalla prima linea del Chievo, Bogdani e Granoce hanno sprecato troppe palle gol, hanno mostrato insomma, di non essere molto concreti in questo periodo. Intanto nei primi minuti del secondo tempo ci prova Luciano, capitano, col numero 10, tiro a giro, non crea grossi problemi a Frattali che difendeva la porta del Frosinone, poi Rigoni che ha dato buone indicazioni, è pienamente recuperato, potrebbe trovare posto contro il Palermo domenica prossima, lascia il suo posto a Iori. Intanto ancora Anine dentro l'area, ci prova, mette un pallone per Bogdani che prima doveva assolutamente tirare e qui mi sa che Di Carlo sta proprio commentando l'errore di Bogdani che non è riuscito a trovare la porta, una buona occasione. Qui il Chievo recrimina per un fallo di mano, ci poteva stare anche il calcio di rigore, giubilato a stoppare in pratica il pallone con il braccio, però il pallone che è molto vicino al braccio di Giubilato, insomma l'arbitro reputa involontario questo tocco. Poi Anine che ha fatto una buona gara lascia il posto a Bentivoglio, anche Bentivoglio farà molto bene e soprattutto negli ultimi minuti di gara farà un grande gol. Intanto Malagò deve lasciare il terreno di gioco, doppio giallo, espulsione per Malagò che aveva dato anche buoni segnali nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Entra Scardina, difesa a 4 con Scardina a sinistra, muoveva gli Epes centrali, qui Bentivoglio sfiora il palo di sinistra con Frattali che era un po' in ritardo e qui con l'immagine andiamo negli ultimi minuti di gara mentre ci prova anche il Frosinone, bravo qui Santoruvo che riesce comunque a staccare e a non dare forza al pallone, nessun problema per Squizzi che non è stato poi molto impegnato. Guardate adesso cosa combina Bentivoglio, ultimo minuto di recupero e gran gol di Simone che risponde così alla prodezza di Anine, 2-0 per il Chievo che passa dunque il turno, non c'è nemmeno tempo per riprendere il match, l'arbitro fischia la fine dopo 4 minuti di recupero, ma dobbiamo rivedere il destro a giro di Bentivoglio che voleva mettere il pallone proprio lì, ci riesce alla grande e il Chievo elimina il Frosinone e affronterà appunto la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia in gennaio, data ancora da stabilire.